Il Signore fevelà così a Mosè. La prima dì dal prim mes, tu metteras sui santuari la tenda de convigne. Tu metteras dentri anche l'archie dal pat, e tu tapponeras l'archie col vel. Tu porteras d'oglie la taule, e tu le prepareras coi siei forniments. Tu porteras il chiandelir, e tu metteras su li sos lampadis. Tu metteras l'altar d'aur dai bonodors denande archie dal pat, e tu metteras il tendon sulla entrade dal santuari, de tende de convigne. Tu metteras l'altar dai olocausti denande entrade dal santuari, de tende de convigne. Tu placeras la conchie fra la tende de convigne e l'altar, e tu le empleras di aghe. Tu sistemeras il sagrat tor a tor, e tu metteras il tendon sulla porta dal sagrat. Tu chioleras il vueli de unzion, e tu onzeras il santuari, e tut ce cale dentri. Tu lo consacreras, lui e tutte le robe che gli è dentri, e sarà una robe sante senza fin. Tu onzeras l'altar dagli olocausti con tutti i suoi forniments. Tu consacreras l'altar, e l'altar diventerà una robe sante senza fin. Tu onzeras la conchia e il zocul, e tu le consacreras. Poi tu clameras Aaron e i suoi figli d'ogni delle entrate de tende de convigne. Tu lo lavaras con l'aghe, e tu metteras intorno a Aaron la montura benedide. Tu lo onzeras, e tu lo consacreras, perché mi fasi di predi. Tu clameras d'ogni anche i suoi figli, e tu metteras intorno la tonie. Tu onzeras precis che tu varas onzut lor pari, perché mi fasi di predis. Questa unzione io fasarà predis per in eterno, per lor generazions. Mosè al fase così, al fase tutto da ur che il Signore aveva ordinato. La prima dì dal prim mes dal secondo anno a mettere in su i santuari. Mosè al fase su i santuari, al mettere i ciocui, al placciare i sbreis, al mettere i traversins e al tirare su i colonis. Al sgliardia la tenda per santuari e al mettere per zore de tende un cuviert, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. Al chiolè la lecce e la mettete archie, al sistemare gli stagni sull'archie e al mettere anche il propiziatore per zore de archie. Al portare l'archie dentro tal santuari e al sistemare la tendine dal velo. Al tapponare anche l'archie dal pat, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. Al mettere la tavola te tende de convigne, de bande di zore dal santuari, a mie geniot, là che finiva il velo. Al sistemare il pan denanda al Signore, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. Al placciare il chiandelir te tende de convigne, in faccia de tavole, de bande di sotto al santuari, e al sistemare le lampadi denanda al Signore, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. Al portare l'altar d'aur dentri te tende de convigne, denanti il vel, e al brusare per zore l'incenso profumato, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi al sistemare il tendon sulla entrate dal santuari. L'altar degli olocausti lo plazzà sulla entrate dal santuari, de tende de convigne, e all'uffrì per zore l'olocausto e l'offierte, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. Al sistemare la conchia fra la tenda de convigne e l'altar, e le emplà di aghe per lavarsi, perché Mosè, Aaron e i suoi figli si lavassero le mani e i piedi. Quando entrava in te tende de convigne,
o che levin d'ogni dall'altar, si lavavin, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. Al tira su il sagrato tora dal santuario e dall'altar, e al mette il tendon sulla parte del sagrato, e così Mosè al finì la sovore. Allora il nul al tapponà la tenda de convigne e la gloria del Signore e emplà il santuario. Mosè non potei entrare tende de convigne, perché il nul aliere sempre per soredie, e la gloria del Signore emplava il santuario. A ogni tappe, quando il nul si alzava per sore dal santuario, i figli di Israele si mettevano in marcia. Se il nul non si alzava, non si mettevano in viaggio, finché mai in che dica tornava a alzarsi. Perché, vie per dì, il nul del Signore stava per sore dal santuario, ed ignot, dentri aliere tutto une fogole, che lo vedeva in tutte le chiese di Israele. E così per tutti gli loro tapis.